Allora, rieccoci in studio, vi ripresento gli ospiti per chi si fosse appena sintonizzato con noi. Allora, Fabrizio Boron, Presidente Commissione Sanità, Consiglio regionale del Veneto, Lega, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Mari Pallaro, Segretaria regionale Funzione Pubblica della CISL, grazie anche a lei. Lino Bruni, Vicepresidente Confapi Sanità, privato convenzionato comunque della sanità. Dottor Giampiero Avruscio, dirigente medico ospedaliero, AMPO, Associazione Nazionale diciamo medici ospedalieri. Perfetto. Primario. Allora, prima di incominciare il tema che voleva essere un po' la linea portante, quello delle liste d'attesa, tanti ci hanno scritto, insomma parlate di questo problema, parlate perché c'è tanto ricorso al privato, parlate anche di noi medici, alcuni ci hanno detto che non viviamo una situazione facile. Su suggerimento giustamente anche dei presenti, fuori onda vengono fuori sempre le idee più simpatiche e carine, e vista la disponibilità anche del consigliere Boron, facciamo questa parentesi che è una cosa di attualità e vediamo di spiegare ai nostri telespettatori bene, anche agli ospiti qui presenti, situazione dell'ospedale di Padova, perché comunque riguarda la sanità. Comunque è una questione che è stata portata, il 9 aprile si vota per il doppio polo o meno, quindi vabbè, ieri è stata fresca, comunque vediamo di far chiarezza, per quel che riguarda la competenza della regione e come la vedete voi. Poi voi ponete le obiezioni, perché sia da medici che da cittadini, sindacato, eccetera. Beh, sicuramente il progetto dell'ospedale, cosa all'interno, il contenuto dell'ospedale è un tema regionale, un tema di programmazione e compete alla regione. Ovviamente il fatto di avere in questione un'area pubblica c'è in contraltare l'amministrazione pubblica, in questo caso il comune, che deve metterla a disposizione. L'accordo si basa su questo, è un accordo già individuato nel 2016, più o meno luglio del 2016, quando ci fu una delibera regionale che ufficializzò la chiusura del progetto su Padova Ovest e disse il progetto va su Padova Est. Ecco, quindi non più nuovo ospedale Padova Ovest, quello proprio accantonato definitivamente. Definito e chiuso addirittura da una delibera di giunta regionale del 2016. Perfetto, quindi questo non si parla più. E si individua Padova Est come nuova area. L'accordo da allora, che è arrivato fino ad oggi e che in sostanza è lo stesso, predispone un concetto semplicissimo, l'individuazione di due aree, quindi il nuovo polo ospedaliero che è il Policlinico Universitario a Padova Est, quindi una struttura di stampo regionale, non è più un hub locale ma un hub regionale. Che cosa vuol dire? Le chiedo, ma Presidente, diventa punto di riferimento della sanità veneta per tutto quello che ovviamente è l'eccellenza, no? Che è il massimo malattie rare, livelli di chirurgia. E perché la sanità non deve più competere, e non competerà più, purtroppo è il dato di fatto di oggi, a livello nazionale, ma addirittura è una competizione a livello europeo. Noi tutti in tasca abbiamo la tesserina sanitaria con il chip e possiamo andarci a curare dove vogliamo. Addirittura si arriverà al punto che uno può partire, andare all'estero, si cura e con il tesserino sanitario paga poi la regione di provenienza. Noi non possiamo permetterci di avere una fuga, no? In tema sanitario, ma dobbiamo essere attrattivi. Per essere attrattivi dobbiamo sfruttare una cosa che ci dà la storia, una facoltà di medicina che risale al 200, cioè a centinaia di anni fa, che è un blasone, un nome a livello internazionale, che forma la maggior parte dei medici che ci sono in questa regione e anche a livello nazionale, e la quale ha necessità per svilupparsi ovviamente un ospedale competitivo, tecnologia, strutture all'avanguardia per poter essere competitivo a livello nazionale e internazionale. Bene, si parte da questo presupposto e si dice lo si fa in un'area pubblica messa a disposizione del comune, quindi non ci sono problemi di cessioni di aree, di espropri e quant'altro, è disponibile subito e da lì la regione può progettare e fare il nuovo ospedale. Sul Giustinianeo, l'attuale sede, invece rimane l'ospedale di Padovani, a vocazione ospedaliera. Quindi per te sono due strutture diverse, una territoriale e l'altra invece di grande apertura, diciamo internazionale, hub regionale, quindi di apertura, possono venire chiusi, già oggi succede così, no? Abbiamo un'attrazione da fuori regione grandissima a livello all'interno dell'azienda ospedaliera ed è uno dei problemi poi che allungano anche le liste d'attesa. Quindi l'individuazione di un policlinico universitario ad alta specializzazione che compete a livello regionale, interregionale e addirittura europeo, Padova Est,
e via Giustiniani, ospedale dei Padovani, quindi con il suo pronto soccorso, con le sue ovviamente la parte ambulatoriale, le specializzazioni ovviamente ospedaliere per i padovani. E lì c'è poi di mezzo quello che riguarda la razionalizzazione e il recupero delle aree dismesse. È un progetto che risale al 2016, che viene riproposto già oggi, insomma in questi giorni, e che mi auguro abbia la massima urgenza. E l'urgenza vuol dire che per iniziare a progettare il nuovo ospedale bisogna mettere a disposizione della Regione l'area, la terra. Fino a quando non c'è un atto del Comune che mette a disposizione della Regione la terra, cioè Padova Est, la Regione non può procedere né con bandi di progettazione né con bandi di reperimento delle risorse per costruirlo. Ecco, questa è una questione politica, è una questione amministrativa? È amministrativa, cioè la Regione non può fare progetti, cioè quindi fare un bando pubblico certo, per una progettazione così importante e per reperimento di risorse che... Ma cosa blocca il Comune ormai che ha concordato, perché il nuovo sindaco aveva detto... Guardi, a dicembre c'è stata una firma su un preaccordo fra il Presidente Zaia e il Sindaco Giordani. I due amministratori delegati, mettiamole così, della Regione e del Comune hanno detto questo è l'obiettivo. E quello è già un atto giuridico importante. Però sappiamo tutti, perlomeno chi frequenta il mondo amministrativo pubblico, che la cessione di un'area è un atto di amministrazione, di straordinaria amministrazione e che ha bisogno del Consiglio di amministrazione, quindi ha bisogno del Consiglio Comunale, non può essere fatto con un atto del Sindaco. E qui... Ci aspettiamo questo atto, cioè il Consiglio Comunale deve votare in maniera veloce, deve arrivare alla votazione veloce della cessione dell'area di Padova Est. Solo in quel momento, con la promessa di cessione di Padova Est, la Regione può iniziare l'iter di progettazione e reperimento risorse per arrivare alla nuova struttura. Più tardi arriviamo a questo atto e più tardi vedremo il nuovo polo ospedaliero con tutti i riflessi poi del caso, perché guardate, cioè, penso chi frequenta azienda ospedaliera, e qui abbiamo il dottor Avuscio che la frequenta tutti i giorni, sa delle difficoltà strutturali di quell'azienda. Ha un motore di una Ferrari su una scocca di una 500, su una carrozzeria di una 500. Ad esempio pediatria, il tema della pediatria, importantissima a livello nazionale, punto di riferimento per un problema gravissimo che è quello dei bambini, dell'oncoematologia pediatrica, con una struttura veramente indegna, no? Del nome che si porta avanti. C'è la velocità di agire non nel nome della politica o delle parti politiche, ma nel nome della sanità e dei cittadini, dei bambini che hanno bisogno di cura. Infatti, infatti volevo chiedere. Se posso intervenire, non mi fa piacere quello, perché credo che sia ormai venuto il momento che si riesca veramente, finalmente a fare sistema, perché quello che è mancato a Padova in tutti questi anni, perché se ne parla del 2004, lei pensi che l'ospedale nuovo era l'ospedale Giustinianeo di Padova, l'ospedale antico, che nasce dal trasferimento dell'ospedale di via San Francesco, che adesso è il Museo della Medicina, e quindi ancora l'ospedale nuovo di Padova. Questo era l'ospedale nuovo. Ma come nasce l'ospedale nuovo, cioè di via Giustiniani, che ancora adesso, dopo tutti gli anni, 200 anni, insomma, è ancora vivo? Nasce dal fare sistema dall'autorità religiosa del vescovo Giustiniani, da cui prende il nome, dalla gente che insomma, ha contribuito enormemente, e dalle autorità locali. Quindi sono messi insieme a Padova, c'era questa esigenza ed è nato questo ospedale. Ecco, a Padova purtroppo dal 2004 non si è riusciti in qualche modo a fare sistema, cui tutti quanti sono messi insieme proprio per dire abbiamo necessità. La necessità esiste come giustamente diceva Fabrizio Boron per la pediatria, ma per tanti, lei pensi che per un semplice esame dalla neurochirurgia, che è sulle mura tra l'altro, per portarlo poi dopo a fare un esame magari radiologico di altro tipo, deve prendere un pulmino. Cioè le autoambulanze che passano sotto il ponte sono modificate perché non entrano autoambulanze così se le compri, devi spendere più soldi per farle un po' più basse.
Cioè, non si può essere a livello internazionale, giustamente, perché Padova, per la sua storia, cultura, tradizione, avrebbe questa insomma, ambizione. con strutture, insomma, del genere. Non è dignitoso per Padova, per la sua storia, per i pazienti, per tutti, insomma. Quindi è fondamentale. Quindi il discorso poi che non perde la sua vocazione sanitaria a quel luogo, perché appunto sarà sempre un luogo sanitario, impostato in un altro modo, però sempre di qualità. Non è che il fatto che non sia hub, cioè che di là si fanno i trapianti, qui si fanno le appendicite, non è che le appendicite non si fanno di qualità, cioè di eccellenza, cioè non si mette in dubbio questo, no? Però nello stesso tempo non si perde la vocazione di quella città, di quel posto, di quel luogo. Considerando che appunto a 500 metri c'è il Sant'Antonio, che credo che a questo punto sarà all'interno di questa grande struttura che rimane. Insomma, esatto, questo ha toccato l'argomento Sant'Antonio e poi l'oncologico Veneto, che è anche là vicino, che adesso ha anche una sede distaccata, no? Se non sbaglio, Campo San Piero. Ma chi fa cosa? Perché magari il cittadino si chiede, sì, ma quell'ospedale di Padova vuol dire che ci sono medici diversi per la medesima, oppure c'è una divisione anche di competenze? No, perché questo tanti se lo sono chiesto, ma chi fa, come si divide? È sempre azienda ospedaliera, quindi diciamo il marchio di qualità azienda ospedaliera rimane, no? Si individuano ovviamente dei reparti da una parte e degli altri reparti da un'altra parte in base alle esigenze. Quindi divisione per reparti, insomma. Certo, c'è una suddivisione di reparti, la direzione è sempre una, è azienda ospedaliera e si dà possibilità ovviamente di essere più forti, più decisi nel sistema sanitario, però ovviamente con tecnologie e strutture. Cioè la sanità è fatta di tre cose essenziali. Prima di tutto medici, professionisti, infermieri che ovviamente abbiano le capacità per fare sanità. Due, le strutture adeguate per poterlo. E tre, la tecnologia che oggi è indispensabile. Se non si mettono queste tre cose assieme, non si ottiene una sanità di eccellenza e di qualità. Fino ad oggi, bisogna dire la verità, sono i professionisti che hanno tenuto questo gap di differenza, no? I grandi professionisti di azienda ospedaliera, cioè del sistema sanitario regionale, che hanno saputo tener botta a questo grande gap della struttura ospedaliera, che però oggi non è più possibile esatto. Ma infatti noi abbiamo anche notizie dei giornali, lo sanno anche i cittadini, poi ce lo confermerà appunto il dottore, che c'è la fuga un po' dei medici di un certo tipo dalla struttura, in modo particolare da Padova, e quando succede questo sappiamo che poi a cascata è difficile tornare indietro. Guardi, lì c'è un tema che allarga ancora di più il problema, ma abbiamo un esponente del sindacato qui importante che saprà sicuramente meglio di me da spiegazione sulla cosa. Però il tema non è solo locale, no? Si interseca su ovviamente la legislazione nazionale, sul tema nazionale, per quanto ti pongono i limiti di spesa, i limiti di assunzione, i limiti di intervento in questo campo, che è un problema enorme. Cioè quando il Ministero impone il numero chiuso o la limitazione alle specializzazioni e quindi se uno fa programmazione dice guarda che io fra 5-10 anni non ho più i medici da fare il ricambio, perché fisiologicamente una parte che va al privato, una parte che va all'estero, una parte c'è sempre stato e continuerà ad esserci. Ma se io nel ricambio non ho specializzazioni, non ho la possibilità di assumere perché mi pongono un limite alla spesa, al tetto, e dall'altra parte non ho nemmeno la possibilità di pagare i professionisti, magari anche in concorrenza con il mondo privato, perché il privato fa la sua parte, cioè, giustamente fa la sua parte, dice se trovo un bravo professionista, dice guarda io ti do la struttura, la tecnologia, ti do il personale, ti do anche magari un reddito un po' superiore. Che dopo è un problema anche relativo, perché tanti professionisti che lavorano nel mondo, anzi tutti, perché quelli che lavorano nel mondo pubblico mettono in secondo piano la questione reddituale. La prima cosa che guardano ovviamente è il fatto di poter agire al servizio
del sistema e quindi dei cittadini con professionalità, e la professionalità ti viene data da avere il supporto professionale giusto, avere il supporto tecnico giusto. È un problema enorme, Infatti, che non è che lo può risolvere la Regione, non è che lo possa risolvere la Regione. Il Presidente proprio sui temi dell'autonomia regionale ha posto all'interno della delega sanitaria 2 o 3 cose essenziali: il fatto delle specializzazioni, il tetto di spesa sul personale e la commissione farmaci, che deve essere regionale, perché lì si possono risparmiare molti soldi. Allora, adesso vi do la parola subito. Dobbiamo andare in pubblicità, così dopo siamo anche più tranquilli coi tempi. Brevissimo break pubblicitario, restate con noi e continuiamo a discutere di questi temi, poi andiamo anche oltre.